Abbiamo lanciato per lunedì 22 un appello al blocco del porto e bloccheremo il porto raccogliendo la chiamata dei portuali di Genova e unendoci a quello che sta accadendo in tanti porti d'Italia, di tutto il Mediterraneo e anche oltre. La partenza è fissata a Piazzale Giovannacci alle 10 di mattina di lunedì. Da qui il corteo raggiungerà piedi Porto Marghera in quello che intende essere una nuova manifestazione tangibile di opposizione al massacro di Gaza. La manifestazione regionale di Venezia si inquadra in una serie di iniziative e presidi nei porti italiani, di cui Genova è capofila, per tenere alta la tensione sulla Global Summit Flottiglia e fermare le vie che alimentano l'economia di guerra. L'Italia è il terzo fornitore al mondo di armi a Israele dopo gli Stati Uniti e la Germania e dai nostri porti passano le armi che dalla Germania arrivano dirette a Israele. Questo avviene anche dai porti di Venezia, non è il momento di stare fermi, non è il momento di tentennare, ma è il momento di fare un passo in più e di davvero agire. Oltre alla solidarietà alla popolazione di Gaza, scioperi e manifestazioni rappresentano una critica e uno sprone nei confronti del governo italiano e dell'Unione Europea, ai quali si chiede una presa di posizione più decisa nei confronti di Israele. All'appello di associazioni, comitati e centri sociali che già in occasione della mostra del cinema erano riusciti a portare migliaia di persone a sfilare al Lido di Venezia, si uniscono anche i sindacati di base che hanno indetto uno sciopero generale per l'intera giornata del 22 settembre. Adesso noi ci troviamo appunto domani con le forze dell'ordine per capire come muoverci. Io ripeto, non ho la voglia e non ho la volontà di impedire le proteste, ma cercheremo di garantire anche continuità delle attività. Dirvi oggi bene non lo voglio fare, anche perché non sarebbe di rispetto per appunto le istituzioni, ma insomma sicuramente spero che ci sia intelligenza da parte di tutti. La CGIL invece ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori privati per le ultime 4 ore del turno di venerdì 19 settembre. Una manifestazione è prevista a Mestre. Faremo in modo di predisporre meccanismi di solidarietà con le aziende, ha detto il segretario generale della CGIL di Venezia Daniele Giordano, per destinare la retribuzione alla causa umanitaria del popolo palestinese. Ci saranno manifestazioni in tutte le province e invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a partecipare. Invitiamo anche la Regione Veneto a prendere una posizione chiara e netta su questo tema. Basta la guerra, dobbiamo essere in tanti, dobbiamo esserci, partecipate.